Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Per la sesta giornata del campionato B-Win il Crotone ed il Sassuolo si affrontano in una sfida già playoff. 7 punti per entrambe le formazioni, quinto posto per il Sassuolo, sesto invece per il Crotone. Il Sassuolo è reduce dalla vittoria per 2-1 sul Vicenza. I padroni di casa invece sono ancora imbattuti in questo campionato. Arrigoni si affida a Masucci e lascia Catellani in tribuna. Menichini sceglie ovviamente di mandare in campo la coppia di gioielli formata da Cutolo e Ginestra. È il Crotone a partire bene sulla corsia di sinistra con il cross di De Giorgio che mette in difficoltà Bressan. Crotone che poi passa in vantaggio alla seconda occasione con il colpo di testa che sorprende Bressan di Ayman Napoli, di proprietà dell'Inter. Il primo gol in questo campionato per lui. Rivediamo il tocco di testa che sorprende un non perfetto Bressan. Altra conclusione del Crotone che parte benissimo in questa partita. Cutolo trova la risposta del portiere avversario, poi Quadrini, la risposta di Belez, arriva il tiro di Masucci, salva Abruzzese forse con un braccio. Si lamentano in maniera molto plateale i giocatori del Sassuolo. Abbiamo la possibilità di rivedere l'azione di Quadrini, il sinistro, c'è Belez e poi arriva forse davvero con un braccio l'intervento di Abruzzese. Cerca di reagire il Crotone con il calcio di punizione affidata ancora a De Giorgio. Il tiro però è centrale, nessun problema per Bressan. In chiusura di primo tempo è il Sassuolo ad insistere, ad avere moltissime occasioni. La prima è questa, colpo di testa di Masucci, trova attento Belez, ancora Consolini dentro per Masucci, questa volta il colpo di testa è fuori. Vedete le condizioni di Masucci su un campo decisamente difficile da gestire. Ancora Masucci sulla destra per l'inserimento di De Falco, la sua conclusione con il destro è alta, poi Bianco con il sinistro, la risposta di Belez, poi azione fotocopia, palla fuori ancora per l'esterno sinistro ed ancora la risposta del portiere di proprietà dell'Inter. Nel secondo tempo ci prova subito il Crotone con Ginestra, colpo di testa però che va out dalla porta difesa da Belez. Cerca di cambiare qualcosa al 18esimo del secondo tempo Arrigoni, dentro Troiano e Martinetti, ma è ancora per il Crotone l'occasione con il sinistro di Eramo che però colpisce male il pallone. C'è poi la ammonizione per Troiano, allarga il gomito. Questa è la prima ammonizione per il giocatore del Sassuolo. Cross dentro da parte di Consolini, da Abruzzese, rischia l'autogol in questa circostanza. Ancora ad insistere il Sassuolo. Il cross per Masucci, non ci arriva nessuno, riesce a salvarsi anche in questa circostanza il Crotone. Poi c'è questo tocco molto più veniale rispetto a quello che gli aveva dato il primo giallo. Arriva l'espulsione per Troiano, questo è il contropiede che porta al 2-0, doppietta personale di Ayman Napoli che in contropiede tutto solo batte Bressan e chiude definitivamente questa partita che finisce proprio sul 2-0 in favore dei padroni di casa. Il Crotone sale a 10 punti ormai stabilmente nei piani alti della classifica.